Grazie, io ringrazio il Presidente Fugatti, ringrazio il Sottosegretario Molteni che ha collaborato nell'addivenire a questo obiettivo che per me è molto importante non solo perché va al servizio di un contesto che riteniamo molto importante, quello della provincia autonoma di Trento, ma perché riteniamo di fare di questa iniziativa anche un modello da proporre in altre parti del territorio nazionale, perché come è stato descritto dal Presidente Fugatti, la realizzazione del CPR non solo va a comporre, va ad aggiungersi a quella che è la rete dei CPR che stiamo cercando di ricostituire e di rafforzare sul territorio nazionale, per rafforzare quello che è diventato anche un obiettivo europeo, quello del rafforzamento sui rimpatri. Io segnalo che su questo c'è anche un'iniziativa europea di rivisitazione dei regolamenti che in qualche modo presidiano i rimpatri in una logica proprio di rafforzamento, quindi va nella direzione di un obiettivo che va anche oltre i nostri confini nazionali, ma soprattutto alle caratteristiche particolari a cui faceva riferimento il Presidente Fugatti, di comporsi come un progetto che prevede la funzionalità di questo centro eminentemente a servizio del territorio della provincia autonoma di Trento, quindi almeno 2/3 per le esigenze di rintraccio, quindi di assoggettamento ad espulsione di persone che fossero rintracciate sul territorio trentino, e segnalo che in questi luoghi vengono ristretti persone che sono per quello che prevede la legge anche pericolose per la sicurezza pubblica, quindi qui stiamo parlando non di persone, perché molto spesso si fa confusione anche su quelle che sono le alternative alle proposte di accoglienza, ma nei CPR vengono destinate le persone che non solo hanno una condizione di irregolarità nella posizione di soggiorno, ma versano in condizioni di pericolosità per la sicurezza pubblica. Quindi va a beneficio soprattutto di questo territorio e noi, ecco, il paradigma che vorremmo proporre, cosa appunto altrettanto è previsto nell'accordo, è che in qualche modo, in considerazione dell'impegno di cui rinnovo i ringraziamenti al Presidente Fugatti, che la provincia autonoma di Trento si ha preso, quindi di individuare la struttura, farsi carico anche della realizzazione della stessa, l'accordo prevede anche un progressivo disimpegno in quota parte di quelli che sono gli oneri che noi distribuiamo su tutto il territorio nazionale di accoglienza straordinaria dei migranti che sono oggetto di ingresso in Italia, come sapete, nelle operazioni di salvataggio che si fa nel Mediterraneo, quindi sbarchi che avvengono in altri posti del territorio nazionale, che poi prevedono una distribuzione sul territorio nazionale, e quindi prevediamo anche la possibilità, in considerazione, di compensare questo sforzo particolare che fa il territorio anche in termini di attenuazione degli impegni, se richiesto, ovviamente, se sussiste questa esigenza, di attenuazione degli impegni per l'accoglienza straordinaria. Voglio dire un'altra cosa che evidenzia, a mio modo di vedere, va sottolineata, evidenzia l'importanza anche per quelle che sono in generale di funzioni di controllo del territorio e di tenuta della sicurezza pubblica sul territorio della provincia autonoma di Trento. Poco fa le autorità di pubblica sicurezza locale, il prefetto, il questore, mi hanno dato i dati di quelli che sono stati gli accompagnamenti di persone in via di espulsione da questo territorio verso altri CPR nel corso dell'anno. Sono state 61 le persone. Bene, sappiate che gli accompagnamenti fuori sede prevedono l'impegno di almeno 3 uomini che sono dediti a queste attività di accompagnamento per almeno 2 giorni. Quindi praticamente facciamo un rapido conto sommario, 180 giorni uomini, diciamo così, di personale sottratto alle normali attività di controllo del territorio. Quindi vedete come tutto si tiene, quindi tutto è finalizzato ad implementare anche le potenzialità del territorio di esprimere una maggiore sicurezza per i propri cittadini. Quindi avere un CPR sul proprio territorio, e questo è il messaggio che vogliamo in qualche modo lanciare a partire anche da qui oggi, avere un CPR sul proprio territorio significa creare le condizioni per in qualche modo contribuire anche al rafforzamento dell'operatività delle strutture di polizia sul territorio per le funzioni ordinarie di controllo del territorio. Quindi io sono molto contento, sono molto grato, quindi firmare questo accordo che, come dicevo, per noi rappresenta un momento importante non solo perché da oggi poi parte il percorso di realizzazione che credo preveda dei tempi anche abbastanza solleciti, noi chiediamo in meno di un anno di addivenire alla messa in funzione di questa struttura, quindi è un punto di arrivo importante il lavoro che abbiamo fatto per la definizione di questo accordo, ma anche un punto di partenza importante, quindi io mi predispongo alla pietra con molto piacere. Presidente, vuole aggiungere qualcosa?